Adesso vi farò vedere il tagliere che gusterete alla sagra che ci si terrà il giorno 23 e 24 a San Teodoro con i nostri prodotti. Questa è la pancetta. Una pancetta amatissima, preparata come? Allora, con il sale e il pepe nero, stop, niente più. E la stagionatura giusta. Adesso dalla pancetta vi faccio vedere il culatello. Se vedete il colore del prosciutto, senza conservanti, solo sale e pepe nero, stop, non ha niente. Sale e pepe nero. Già sta venendo l'acquolina in bocca, non vediamo l'ora di gustare questo sì, tagliere, ma non finisce sì. qui. Ok, adesso dopo vi faccio vedere il salame e la coppa. Tutta produzione locale? Sì, sì, tutto fatto da noi e sempre senza conservanti, ci tengo a dirlo. Solo sale, questo è pepe nero, questo è il salame al pepe nero. E poi adesso passiamo alla coppa. Questa è la coppa. Mamma mia. Avete visto il colore? Un prodotto artigianale, un profumo, davvero un sapore Buono. che non riusciamo a descrivere, Bravo. bisogna assolutamente gustarlo. Venite giorno 23 e 24 e venite a gustare i prodotti del salumificio Lipari Vi troveremo quindi a San Teodoro il 23 e il 24. Vi aspettiamo numerosi, grazie. Amici di Bella Sicilia, non resta che invitarvi al giorno 23 e 24 a San Teodoro per lo Spring Food Expo, per degustare tutte le nostre specialità. Saranno 2 giorni davvero da non perdere. Sicuramente Quale invito sì. facciamo? Invito di venire a mangiare perché sono cose buonissime fatte da noi e sicuramente le persone che assaggeranno apprezzeranno il nostro prodotto. Come raggiungere San Teodoro dai diversi luoghi della Sicilia? Lo potete... Chi viene da Messina? chi viene da Messina può raggiungerlo attraverso i Monti Nebrodi, passando da Sant'Agata e San Fratello e arriva direttamente a San Teodoro. Mentre chi viene da Catania? Mentre chi viene da Catania può passare da Paternò, Bronte, Cesarò, San Teodoro. Vi aspettiamo a San Teodoro, ciao! Grazie, al prossimo video su Bella Sicilia, grazie! Grazie. Ciao, vi aspettiamo.